Guerra ai prodotti tarocchi del vetro di Murano, anche con un'etichetta tecnologica. Presentazione nella sede della Regione Veneto, dove Zaia ha annunciato che è stato chiesto al Ministero per lo Sviluppo Economico il riconoscimento di area di crisi complessa per l'intero comune di Venezia. Curzio Pettenà. Vetro Artistico Murano, un marchio ipertecnologico di tracciabilità che fornisce informazioni sul prodotto garantendo su originalità e qualità. Un'etichetta leggibile con un'app tramite smartphone, tablet e PC consente di ripercorrere creazione e produzione dell'oggetto in vetro, uno strumento che potrà essere utilizzato dalle aziende per dare una sicurezza in più all'acquirente in un mercato dove i tarocchi, i vetri non prodotti a Murano, dilagano. Purtroppo, soprattutto a Venezia, noi valutiamo da studi fatti dalla Camera di Commercio che il 70-80% di quello che viene venduto a Venezia sia un vetro non fatto a Murano, quindi contraffatto. A Palazzo Balbi il presidente del Veneto Zaia prova con il suo telefonino il funzionamento dell'etichetta applicata su un leone di San Marco in vetro. La Regione sostiene con la Camera di Commercio il nuovo marchio del consorzio Promovetro Murano. Nell'incontro stampa Zaia ha poi comunicato che la Giunta regionale ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico la proposta di riconoscimento come area di crisi complessa per l'intero comune di Venezia, non solo per l'area industriale di Porto Marghera. Nel dossier allegato descritti i vari comparti produttivi in crisi, tra questi c'è anche il vetro di Murano.